Il Found Rising Dinner arriva alla 6ª edizione a Radice Pura, è l'occasione più bella per promuovere la ricerca contro la fibrosi cistica. Claudio Miceli, promotore e organizzatore del Found Rising Dinner arrivato alla 6ª edizione, tutto nasce da un'esperienza di vita che ti ha segnato, Claudio. Io sono genitore di un ragazzo affetto da fibrosi cistica, trapiantato nel 2019, Stefano, praticamente, che oggi sta benino, e quindi questo praticamente ha fatto sì che fa scattare in me quella voglia, quella volontà di fare qualcosa per questi ragazzi, dal momento che poi ci sei dentro e ti rendi conto che si ha bisogno di tante cose. E mi sono subito mosso, ho chiamato subito te, che hai risposto subito presente, ho chiamato Sebbi. Avevo in mente già di fare uno show cooking, ho chiamato Sebbi Sorbello e si è messo subito in movimento, ho chiamato i ragazzi di Mass Communication, ho chiamato le ragazze di Battuta Libera, ci siamo guardati negli occhi, è bastato pochissimo, siamo partiti nel 2015. Ancora una volta il meglio degli chef e dei pasticceri siciliani si mettono a disposizione per la ricerca sulla fibrosi. 40 chef, 20 pasticceri, 30 e più cantine, 20 sommelier stasera in questa piazza del gusto. Si riunisce la Sicilia dell'enogastronomia a Radice Pura per dar vita a questo evento bellissimo, straordinario, che parla di beneficenza, che è il Found Rising Dinner. Sappiamo che non è importante solo l'aspetto pratico, solo l'aspetto concreto. La musica, secondo me, è uno dei motivi per vivere, è un incentivo a sopravvivere. Poi, se in casi come questo può servire a raccogliere contributi pratici, sono ancora più contento. Un incredibile successo sotto tutti i punti di vista, con la certezza che ancora una volta in tantissimi siamo stati utili alla ricerca contro la fibrosi cistica. E appuntamento alla prossima edizione di Found Rising Dinner.